Questo evento Alessio Lilli, General Manager TAL, Presidente e Amministratore Delegato di SIOT, ha incontrato oggi la Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Per voi si avvicina una data molto importante. Sì, il 13 aprile del 1967 la prima petroliera è approdata a Trieste e ha iniziato a far funzionare l'oleodotto transalpino che porta oggi oltre 40 milioni di tonnellate di greggio in Austria, Germania e Repubblica Ceca. Quindi quest'anno festeggeremo i 50 anni di attività con un evento che stiamo organizzando per il 27 aprile al Teatro Verdi. Il TAL è molto attenta al territorio, è molto attenta all'interlocuzione con le istituzioni, ne è prova l'incontro che lei ha avuto oggi con la Presidente. Assolutamente sì, riteniamo che il ruolo delle società ma anche delle persone è quello di essere dei buoni cittadini, quindi essere rispettosi del territorio che ci ospita e delle istituzioni che questo territorio governano. In quest'ottica vogliamo sempre di più partecipare in maniera attiva alla vita dei territori che ci ospitano, cercando di essere il più possibile di supporto e di aiuto per il progresso soprattutto sociale di questi territori.